fuori dalla finestra scende la neve fresca, Natale arriva già. Quanti giocattoli da finire, scatole da riempire, Natale arriva già. Presto, non perdiamo tempo, veloce come il vento, Natale arriverà. Adesso basta! Finiscila! Io mi devo calmare, devo respirare, visualizzare, poi meditare, devo purificarmi, disintossicarmi e fare attenzione all'alimentazione. E anche se ero uno straniero, senza domande mi hanno accolto per davvero. Ora una famiglia, l'amore mi riscalda. Questa è la mia casa, questa è la mia gente. Adesso finalmente sono unico. Babbo Natale e la pozione delle 13 erbe, anche questa è una bella favola, cara Angela e cara Irene, perché qui c'è la regina Tormenta. Che cosa ha fatto? Ha fatto un incantesimo sul cuore di Babbo Natale, lo ha congelato e così poi gli ha rubato la slitta, impedendogli di portare i doni ai bambini la notte di Natale. E tutto si risolve con l'olio 31? Non lo so, adesso non possiamo dire come si risolve, però ce ne può parlare il regista dello spettacolo, Raffaele La Tagliata. Grazie. Si risolve con la ricerca della famosa pozione delle 13 erbe che dà il titolo allo spettacolo stesso. In realtà questo è la puntata successiva, lo step successivo è il musical che abbiamo realizzato insieme a Fondazione AIDA, Ricola e all'assessorato all'istruzione del Comune di Verona l'anno scorso e che tornerà nella sua tournée anche a Verona nella data del 6 gennaio, cioè della Befana, appunto, con un doppio spettacolo. E come potete vedere dalle immagini è una storia che racconta un passaggio successivo perché è più un fantasy in stile musical, è un vero e proprio romanzo avventuroso in chiave musical, quindi è per un target sia di bambini ma anche di ragazzi e di giovani, un po' un Harry Potter natalizio in qualche modo. E qui con noi c'è Danny Bignotti che interpreta uno dei personaggi principali, ovvero la Renna Rudolph, che forse può dare una testimonianza più appropriata di quello che accadrà, visto che lui sarà uno dei ricercatori delle 13 erbe. Buonasera. Buonasera. Io interpreto il ruolo della renna fidata di Babbo Natale, Renna Rudolph, dal naso rosso, e come dicevate bene prima, appunto la regina Tormenta, l'antagonista, ha lanciato questo incantesimo al cuore di Babbo Natale. E quindi Renna Rudolph e il suo amico, l'aiutante di Babbo Natale Nicholas, intraprenderanno questo viaggio, in mezzo a 1000 avventure e 1000 peripezie, per recuperare le famose 13 erbe, per andare a fare la pozione e scongelare il cuore di Babbo Natale. Chissà se ce la faranno. È un musical molto divertente, leggero, per tutta la famiglia e i bambini. Ogni personaggio però ha uno spessore e un messaggio da lanciare, una bella morale anche nel finale, quindi che dire, vi aspettiamo a teatro, insomma. Grazie Danny. Volevo ricordare una cosa a cui tengo particolarmente, perché le musiche di entrambi gli spettacoli sono di Laura Facci, che è veronese, quindi è un contributo molto importante perché sono state scritte ad hoc per questi due spettacoli. E poi in questo secondo cast ci sono due danzatori del corpo di ballo dell'Arena di Verona, che sono Luca Condello ed Elisa Cipriani, che ci onorano con la loro Anche presenza. loro fanno l'arena, quelli dell'arena. Loro fanno qualunque cosa in questo spettacolo. Quando viene rappresentato? Questo verrà rappresentato il 6 gennaio in una doppia replica alle 15:30 e alle 18. E dove? Al Teatro Stimate di Verona, e potete poi trovare tutte le informazioni sul sito www.fondazioneaida.it. 4 biglietti per l'avvocato e i suoi nipoti. Anche qua, 4 e 4.